Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corte Lucio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, eccellenze dolomitiche. Un grande patrimonio del territorio veneto sono le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. E oggi abbiamo con noi Giovanni Carraro, giornalista, scrittore e socio sostenitore della Fondazione Dolomiti UNESCO e Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, lui ci racconterà di questo straordinario patrimonio e del cammino del Prosecco. Ciao Giovanni, benvenuto, è un piacere averti oggi qui con noi. Ti saluto, come va? Benissimo, ciao a tutti gli italiani nel mondo. Ecco, stupendo. Parlando di italiani nel mondo, prima di iniziare, in modo che i nostri ascoltatori che sai che ci seguono su Radio AVM, Voce delle Dolomiti, in tutto il mondo, ti possono conoscere un po' meglio. Ti puoi presentare, puoi raccontarci qualcosa su di te? Molto velocemente, io sono appassionato di montagna e sono nato in mezzo alle montagne, quindi a Pieve di Cadore, sotto il Monte Miaron e il Monte Cridola, che sono delle eccellenze dolomitiche. Questo mi ha portato poi a conoscere un sacco di cose della montagna, poi per motivi professionali mi sono spostato a Treviso negli anni '80 e qui ho scoperto le Prealpi trevigiane, che sono un'altra realtà, una bellissima realtà piena di cose da scoprire. Mi ha portato poi a scrivere dei libri. Io ho scritto 5 libri a proposito delle montagne trevigiane e bellunesi, sempre delle Prealpi. E poi col tempo sono diventato anche documentarista, quindi videomaker, come vuoi chiamarlo. Ho fatto dei documentari sulla montagna. Forse il più importante, possiamo dire, è Tre Cime di Lavaredo, la Trinità delle Dolomiti, che è anche disponibile su YouTube per gli amici in giro per il mondo, possono andare a vedere le nostre montagne anche da distante. E poi ultimamente sono diventato socio sostenitore delle Dolomiti UNESCO e socio sostenitore di Colline di Conegliano Valdobbiadene UNESCO. Con questo ultimo progetto delle colline del Prosecco io ho mappato tutta la rete di sentieri del territorio in questione, che sono 40 itinerari, e in più la ciliegina sulla torta è nato questo cammino che è stato ideato circa 8-9 mesi fa insieme alla Regione Veneto, insieme alla Presidente dell'UNESCO, delle colline dell'UNESCO, Marina Montedoro. Abbiamo delineato un tracciato e questo penso che sarà anche un tema che parleremo, che discuteremo questa sera, perché è veramente interessante. Diciamo un cammino di Santiago in miniatura, possiamo dire? Sì, dai, chiamiamolo Eh così. sì, guarda, stavo giusto per chiedere, certamente parleremo più in avanti, ci potrai anche raccontare. Sì, anche abbiamo avuto la dottoressa Montedoro come ospite nel nostro programma, è stata bravissima, ci ha anche raccontato e speriamo anche contare con la tua partecipazione, raccontando un po' questo territorio, perché come sempre cerchiamo di fare, di diffondere le eccellenze di questo territorio e condividerle, diciamo, con i nostri ascoltatori. Complimenti innanzitutto per tutto il lavoro che fai, Giovanni, fai un sacco di cose. E tu, diciamo, oltre ad essere, diciamo, sei un grande appassionato di montagna, visto che ti definisce così, sei nato, diciamo, nelle montagne, nelle Dolomiti. Come è nata questa passione per la montagna e cosa significa la montagna per te? Allora, perché è nata la passione? Te l'ho detto prima, sono nato a Pieve di Cadore, quindi sono caduto in quel territorio. Poi, ovviamente, fin da ragazzo ho cominciato a camminare su queste vette dolomitiche, il Cristallo, le Tofane, le Tre Cime di Lavaredo, i monti dell'Alpago, i monti del Bellunese. Insomma, più o meno li ho girati come un buon turista. E cos'è che mi piace della montagna? Allora, mi piace la montagna, sì, ma non dobbiamo viverla come, diciamo, in maniera fredda, come fosse una roccia lì statica. A me piace unire la montagna con la gente di montagna. Mi piace la cultura associata alla montagna, le tradizioni, le antiche tradizioni. Io vado sempre dagli anziani a chiedere informazioni perché li ritengo, li chiamo io l'hard disk della nostra cultura. Cioè noi tiriamo fuori sempre informazioni da questi personaggi che ci insegnano la toponomastica, come era un tempo, come era recitata correttamente e
quindi la trasferisco poi nelle mappe. Io sono oltretutto consulente della cartografia ufficiale di queste escursioni e cerco di dare sempre la toponomastica così come viene recitata dagli anziani. E poi tanta cultura legata a un sacco di argomenti, la storia antica, la storia moderna, la Grande Guerra, la geologia, i fiori, insomma tutto quello che si incontra camminando. Io lo racconto e lo metto insieme alla pura descrizione dell'itinerario. Quindi nasce un lavoro che è fatto di escursionismo, anche tecnologico insieme al GPS, e questa è la grande novità degli ultimi anni, che è importantissima perché ci aiuta a non perdersi sui sentieri anche in caso di nebbia, in caso di neve. Ma poi c'è sempre il box di approfondimento culturale, quindi se vedo un capitello, se vedo un muro medievale, se vedo una chiesetta, io sono curioso, entro nella chiesa, guardo quella pittura e voglio capire chi l'ha fatta e lo voglio trasferire nei miei libri. Ecco, beh, parlando giusto che tu, oltre ad essere un appassionato per la montagna, sei uno scrittore, hai fatto tanti libri, no, per far conoscere la montagna che ami tanto e si vede nel tuo entusiasmo. Qui immagino che racconti l'amore per la montagna. Raccontaci, ricordaci un po' quanti libri hai fatto e sempre sullo stesso argomento, diciamo la montagna, o c'è qualcos'altro? Sono 4 libri della montagna pura come escursionismo e poi ho fatto un libro durante il lockdown a proposito di curiosità sempre legate alla montagna, le antiche tradizioni, i detti popolari, uno strumento di lavoro che usavano i nostri nonni. Ho fatto questi racconti e erano esattamente quanti i giorni del lockdown, perché ne ho fatto uno per ogni giorno, e alla fine li ho raccolti in un libro che si chiama La stecca prealpina, e adesso ti spiego anche perché si chiama così, e l'incasso di questo libro l'ho donato alla Regione Veneto per la lotta contro il Covid. Ah, ma che stupendo, complimenti Giovanni, bel gesto anche. E cerco di fare più possibile delle opere sociali, ecco, questo sì, perché il mio lavoro è un altro. Io Che lavoro vendo, fai Giovanni? Raccontaci, così ti vendo conosciamo. io sono concessionario di automobili e autocarri di Mm. Mercedes-Benz, sono la mia famiglia è del 1976, concessionaria di automobili. E, e niente, questo però è il mio lavoro, il mio trabajo principale, Bravo, no? con lo spagnolo. E a fianco di questo lavoro c'è la passione, quindi se vogliamo la montagna è anche un po' una valvola di sfogo per me. Finisce il mio lavoro, che sono sempre pieno di impegni e di questi problemi, quando io metto gli scarponi si apre un mondo e mi distrago, divento tranquillo e sereno. Ah, che bello quello Volevo di... dirti Sì, il dimmi, perché dimmi. della stecca prealpina. Chi si Dai. ricorda della Naia? La Naia c'era la stecca ed era una sorta di asticella dove si segnavano i giorni che mancavano per finire i 365 giorni della Naia, no? E si chiamava stecca, per cui io l'ho chiamato questo racconto ogni giorno di un racconto per 47 giornate di lockdown, l'ho chiamato la stecca prealpina per trasferirla al mondo prealpino, ecco perché il titolo. Molto interessante, mi viene subito un'altra domanda, no? Perché ti avevo sentito i 47 giorni di lockdown, sai che l'Argentina, anche la fine del mondo, come viene chiamata da tanti anche da Papa Francesco, ha avuto uno dei lockdown più lunghi al mondo, più di 300 giorni. Mm. Ma ti volevo chiedere, un uomo così attivo come te, come hai attraversato questo periodo di isolamento? Tu che vivi in montagna, tutto il tempo libero che hai, com'è che hai vissuto Eh. quella parte? Beh, ho lavorato a distanza, quindi come siamo adesso con Teams oppure con Zoom, e poi per il resto scrivevo sempre queste mie riflessioni ed è per quello che è nato il libro. Quindi cercavo di tamponare un po' questo problema di lockdown con la scrittura. Io quando ho Sì. qualche momento di libertà o vado a camminare in montagna o scrivo. È bello questo. Poi un altro libro che mi ha tirato un po' l'attenzione è un libro dove penso che hai fatto conoscere un po' anche la cultura delle montagne. In uno parli di sentieri nascosti. Sì. Perché non ci racconti un po' ai nostri ascoltatori così anche forse si interessano e diventano i tuoi lettori, chissà. Quello è stato il secondo libro che ho scritto, I sentieri nascosti delle Prealpi Trevigiane, perché sono tutti quei sentieri un po' dimenticati. Noi quando andiamo a camminare, Mhm. magari
Gli ascoltatori non so se conoscono questa zona di Revine, di Valdobbiadene, di Vittorio Veneto o del Nevegal, del Visentin. Ecco, lì ci sono degli itinerari molto belli che sono abbastanza noti, quindi si va in cresta, si fa la passeggiata, c'è un sacco di gente, però non si pensa che a 100 metri di distanza, magari nascosto da un albero, parte un altro sentierino che ha magari origini antiche. E io sono andato alla ricerca di tutta quella serie di sentieri antichi che erano un po' le autostrade dei nostri nonni, perché queste persone andavano in alta montagna a fare il fieno, a produrre i latticini in malga e utilizzavano questi sentieri. Adesso purtroppo sono invasi dalla vegetazione, ma un po' alla volta, grazie all'aiuto di tante associazioni, sono riuscito a metterne a posto parecchi. Pensate che tra Segusino e Stevenà, che è in provincia di Pordenone, dove finiscono le prealpi trevigiane, abbiamo 930 chilometri di sentieri, tra quelli principali e quelli nascosti. Per cui ho fatto 2 libri, i primi 2. Il primo era riscoprire le prealpi trevigiane e il secondo i sentieri nascosti delle prealpi trevigiane. Poi ne è nato un terzo che è Visentin Selvaggio, l'ho dedicato tutto alla dorsale maggiore della vetta delle Prealpi più importante, che è appunto il Col Visentin, 1763 metri. Se c'è qualche bellunese che mi sta ascoltando, sa benissimo che da Belluno, guardando verso il Nevegal, si vede un cono che sale, è il Col Visentin. Ecco, io ho dedicato un libro specifico per quella montagna, perché ha 53 sentieri nel lato sud, quello più impervio, quello più difficile da affrontare, che erano sentieri che stavano per essere dimenticati. Io ce l'ho messa tutta per andare alla ricerca delle informazioni, per raccontarli, e quindi è nato un libro tutto dedicato al Visentino. Quindi ci sono questi 3. Poi è nato un altro libro che ha continuato un po' la mia ricerca dei sentieri prealpini, e Prealpi Flash, dove io ho unito la tecnologia del GPS, che è appunto questa grande novità degli ultimi anni ed è importantissima, come dicevo prima, e quindi prendo un pubblico abbastanza vasto, che può essere quello del camminatore tranquillo o anche il camminatore più esperto, più tecnologico, appunto con Prealpi Flash, ma anche un lettore che vuole approfondire un po' la cultura di montagna, che può essere capire una vetta, come è nata, quali sono le origini geologiche. Io le racconto grazie a questi esperti. Pensa che ne ho più di 200 di esperti che hanno lavorato insieme a me, tra botanici, geologi, storici, archeologi. E tutti mi hanno aiutato tantissimo, io cerco sempre di dare una mano a loro, loro la danno a me, quindi si è creato un network veramente magnifico. Oggi posso dire che sono soddisfatto perché ho in mano le Prealpi, le posso raccontare anche a voi amici di tutto il mondo, insomma. Certo, molto interessante anche non solo parlarlo con te, ma sapere che tutto quel patrimonio, diciamo, tutte quelle conoscenze, ma anche tutta quella parte della cultura è da qualche parte reperibile, possiamo leggere, informarci, conoscere e anche aiutare a diffondere una volta che uno viene a conoscenza, no? Ritengo che è molto importante quel lavoro che fate di sistematizzare, diciamo, di lasciare quello per le future generazioni e per tutti quelli che Certo. veramente vogliono informarsi, sapere di più. E questo mi viene da chiederti, tu Giovanni, un sentiero particolare, forse del Bellunese o anche del Veneto, che consigli ai nostri ascoltatori di fare almeno una volta nella vita? Ah beh, per me uno dei più belli in assoluto è il sentiero che da Pian delle Femmine va in cima al Visentin. È abbastanza lungo, però sembra di volare. È come prendere un biglietto in business class su un 747. Si parte e si vola. Io lo Ma quanto consiglio alto è, tantissimo. scusa? Quanto Come in alto è? quota? E beh, Sì. arrivi a 1763 e parti a 1400 circa. È tutto un sali e scendi, visiti le malghe, visiti queste pose o lame, che sono queste pozze d'acqua dove una volta si portavano le mucche ad abbeverare, e anche adesso ci sono ancora delle organizzazioni che portano queste mandrie di mucche. E poi si vedono queste casere diroccate, che c'è tutta una storia. Insomma, ce ne sarebbe da raccontare. I film di Giuseppe Taffarel degli anni 60 raccontano molto quella zona lì.
è quello che poi mi ha insegnato tantissimo a me questo regista. Ce ne Eh. avrei tante da raccontare, dovremmo fare più puntate. Ma è un invito che accetto volentieri, Giovanni, ti aspettiamo certamente in altre puntate, sarà un piacere perché hai tanta esperienza, conosci tanto e si vede anche la tua passione per questo argomento, si vede quanto sei felice quando parli di questo, diciamo, è veramente un piacere anche sentirti. Bene. Poi c'è tutto l'argomento nuovo delle colline del Prosecco, quello ha aperto un capitolo in più oltre le Prealpi, no? Ah, Lì, certo, e anche con tutta quella diffusione che volevo chiederti perché tu oltre ad essere un appassionato per montagna, scrittore, sei anche un giornalista, se non sbaglio. è Raccontaci tutto un nato po'. di conseguenza, no? Ma Perché certo, scrivendo i diffondere, no, in libri, tutto quel mondo. Raccontaci un po' com'è la tua esperienza come giornalista, ma anche so che hai fatto qualcosa in televisione, no? Dove immagino fai conoscere le montagne. Dimmi. sì, allora sì, dalla scrittura del libro poi è nato un po' tutto il resto. Quindi sono nati i documentari, perché ovviamente volevo portare anche con immagini tutto ciò che raccontavo scrivendo. Ogni tanto scrivevo su questi settimanali diocesani, tipo l'Azione, che mi ha aiutato tantissimo a introdurmi nel mondo della scrittura di quotidiani e di settimanali. E poi recentemente mi sono dedicato esclusivamente al Gazzettino, più che altro perché diciamo, è una famiglia con la quale mi trovo molto bene. Non voglio poi frammentare il mio tempo a disposizione in tanti canali di uscita, quindi ho deciso di dedicarmi al Gazzettino. Quindi io scrivo nella cultura del Gazzettino, faccio spesso delle pagine, non so se conoscete, ma il macro è una pagina intera che viene sì, ogni giorno praticamente. Io ogni tanto scrivo. Recentemente ho fatto un articolo a proposito dei ghiacciai che si stanno ritirando. Anche da voi penso che avete questo problema. Qui l'abbiamo nel Comerico, l'abbiamo sviscerato con un documentario che presenterò a fine di questa settimana, è l'ultimo mio lavoro, si chiama Popera, gli antichi ghiacciai. I bellunesi del Comelico conoscono bene questo gruppo montuoso, è fantastico, è molto variegato, è pieno di guglie, di vette, e abbraccia un territorio molto vasto e lì c'erano degli antichi ghiacciai. Basta sfogliare qualche mappa di circa 50-60 anni fa e si vede proprio disegnato a mano questo ghiacciaio alto, il ghiacciaio del Vallon Popera, il ghiacciaio pensile. Se voi andate oggi vedete sabbia, ghiaia, quindi non c'è più niente. Con i droni siamo saliti in questo vallone, abbiamo visto esattamente come fosse l'acqua alta a Venezia, il segno sulle pareti sopra roccia scura, sotto la roccia biancastra, che era il segno di dove passava il ghiacciaio. 50 metri di spessore fino alla Grande Guerra. Questi sono segnali veramente tangibili, perché sapete bene che il discorso del riscaldamento terrestre poi viene un po' tirato per la giacca anche dalla politica, no? Quindi non si capisce mai dove sta la verità. Io vi assicuro che al di là delle questioni politiche, andare sul Popera con il drone e vedere queste cose vale per tutti. Il problema esiste per tutti, quindi dobbiamo fare qualcosa e dobbiamo farlo in fretta. Ah sì, e tu sei anche un filmmaker e so che anche ti piacciono molto i drone, questi attrezzi che ci permettono di volare come un uccello. Dimmi tu, come vedere la montagna da un'altra prospettiva, diciamo, da un altro angolo e tutti questi paesaggi per te? Beh, allora è sempre legato ai documentari. A un certo punto ho dovuto per forza di cose comprarmi un drone e l'ho comprato molti anni fa, ancora per chi conosce i prodotti, il Phantom 1, quindi era veramente agli albori, non c'erano neanche le telecamere, quelle che siamo abituati a vedere adesso sul cellulare o sul display. C'erano le GoPro, dovevi schiacciare il tasto a terra e poi partivi e andavi un po' a occhio, quindi facevi il giro e quando tornavi a casa e tiravi fuori la scheda capivi se avevi fatto bene o male il tuo lavoro. Poi ho preso il primo brevetto ormai quanti anni fa? Saranno credo 6, 7, 8 anni fa più o meno, i primissimi brevetti. Poi è arrivata una normativa dell'ENAC, che è l'ente nazionale dell'aviazione, che ha cambiato i regolamenti, quindi ho rifatto gli esami e adesso ultimamente ci siamo adeguati agli regolamenti europei, l'EASA,
e quindi devo rifare per la terza volta gli esami. Sono sempre a scuola con i droni. E Beh, ma quindi con il drone si vedono dei punti di visuale completamente diversi, no? Io lo chiamo il terzo occhio di noi videomaker. Sapete che poi è diventato anche un po' inflazionato il drone perché chiunque lo usa, si va al matrimonio, che poi è anche illegale, tra l'altro, per volare sopra le persone. Non so lì da voi in Argentina che normative avete, ma presumo che sia molto simile. Qui da noi non si può volare sopra le persone, dobbiamo rispettare dei confini molto specifici. Quando si va in Dolomiti ci sono i parchi che danno dei regolamenti molto, molto severi, però io cerco di volare sempre secondo la normativa e cerco di dosare la quantità del video, soprattutto non esagerando, perché se tu fai un documentario dove c'è tanto drone, dopo un po' l'utente cambia canale, gira e va su... Non so che canali avete lì in Argentina, va su Canali un il po' di canale, tutto abbiamo. canale nazionale, va su Rai Italia, ecco, Rai Ecco, Italia. possiamo anche vedere Rai Italia, che invitiamo certamente anche a guardare lo spazio. No, ma sai che devo informarmi meglio, ma sì, anche qui in Argentina l'argomento drone si sta ancora sviluppando, diciamo, e no, non è consentito registrare, diciamo, violare la privacy di nessuno, nemmeno delle proprietà Esatto. private, quindi diciamo c'è tutto questo argomento che anche ritengo importante e che si deve legislare perché poi se no, non so, c'è qualche problema. Sì. Ma comunque volevo avere un po' il tuo parere perché sei un regista, quindi sei abituato a catturare con una camera diversi angoli e questo offre uno assolutamente nuovo. Non era Il così mio prima, no? consiglio è usare poche immagini da drone e usarle bene. Questo sì. Ecco, ma stupendo il Ecco, consiglio. se voi andate a vedere il mio film delle tre cime, lì ho usato il drone anche in maniera molto, molto bella, molto panoramica. Ci sono le tre cime di Lavaredo al tramonto e il drone che ci passa davanti è una cosa Oh, ma meravigliosa. che stupendo. Sai che io ho avuto l'opportunità, quando sono stata una delle volte a Belluno, di fare Sì. una gita nel Monte Piana e siamo saliti, è una Ah, cosa straordinaria. Siamo stati nelle trincee che ci hanno bene. portato insieme a me e a un gruppo di amici. È veramente una panoramica mozzafiato incredibile. Ho detto la prossima volta devo salire su, ma mi sto ancora allenando, non arrivo Il così tanto. documentario comincia proprio dal Monte Piana, perché vedrai me che parlo, racconto e guardo in lontananza le tre cime di Lavaredo. Ma Proprio guarda. vedi che fatalità. No, ma invitiamo anche i nostri ascoltatori a guardarlo. Giovanni, dove possiamo trovare il tuo materiale? Hai delle reti sociali? Allora, i miei libri sono disponibili a livello internazionale su Amazon, si possono ordinare, quindi ho anche altre catene di distribuzione, però diciamo a livello internazionale io consiglio Amazon perché arriva un po' dappertutto, no? Per quel che riguarda i documentari c'è Telebelluno che li diffonde, lo vedete in streaming su web, poi ho i miei canali YouTube, e lì ci sono praticamente tutti, a parte quello di sabato perché verrà presentato in Comelico e poi lo metterò disponibile dalla prossima settimana. E poi ho Facebook, Instagram, quelle cose normali, insomma, che Ah, tutti stupendo, hanno. ma Ecco, io cerco bravo sempre così. di tenere aggiornati questi canali, non metto mai cose mie private, personali, io faccio solo cultura di montagna, quindi tutto questo che è la mia passione in Eh sostanza. sì, Quindi no, ma non è rischiate di importante. trovare il mio gatto, ecco, cioè, Ah, no, troverete la montagna. poverino il gatto, no, ma ti capisco, fai bene Esatto, perché anche che siamo si di un bel deve gatto. diffondere, diciamo, queste cose che la gente fa con amore e con passione. Mi sembra che è interessante, anche cerchiamo noi di farlo con le nostre proprie reti, perché riteniamo che è importante diffondere tutto questo patrimonio, questa parte della cultura che appartiene a tante persone, e specialmente ai nostri ascoltatori che ci seguono sempre qui su Radio ABM. Ehm, Tu lavori, ti trovi anche, parte di te, una parte del territorio veneto molto, molto, diciamo, molto bello. Ora sono patrimonio UNESCO, le colline del Prosecco. Sì. Mi piacerebbe poter raccontare ai nostri ascoltatori come vivi tu questo territorio e cosa ci puoi raccontare di questi posti meravigliosi, come le colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene. Questa è la grande novità per me e il lavoro che sto portando a termine ormai l'ho concluso e sarà poi disponibile il nuovo libro che ho già completato e verrà pubblicato nei
prossimi mesi, si chiamerà Alla scoperta delle colline del Prosecco. Ci saranno 40 itinerari nuovi, completamente nuovi, che vanno ad abbracciare le colline di Valdobbiadene, di Vittorio Veneto, di Revine, di Cison di Valmarino, di Follina, di Conegliano, per arrivare anche alla pianura, perché il territorio è molto vasto, ma io direi di approfondire questo argomento guardando anche delle immagini, se sei d'accordo, Ernestina. Dai, certo, Giovanni, Allora, condividiamo. guardiamo. Quello sì, invito i nostri ascoltatori che ci stanno seguendo solo su Radio VM di visitare le reti sociali di Bellunesi nel mondo, anche le mie personali, dove lì sì potete guardare delle immagini, così possiamo anche incuriosire i nostri ascoltatori che certamente sulla radio non vedranno queste immagini, ma invitiamo loro a fare una visita ai nostri profili. Ma intanto Giovanni, dai, per favore. Condividiamo allora lo schermo. Ah no, perché devi autorizzarmi il... Oh, facciamo nuovamente. Ok, Eccoci, perfetto. siamo in due alla regia Ecco. oggi. Ottimo. Ecco, qui abbiamo il territorio delle colline del Prosecco. Qui abbiamo una parte della provincia di Treviso. Vediamo un'area molto vasta che è verde chiaro. Questa si chiama Commitment Zone. Poi abbiamo questa color pisello, che è la Buffer Zone, e poi c'è quella più scura, che è la Core Zone. Questo è tutto il territorio dell'UNESCO. È stato dichiarato UNESCO nel 2019, il 7 luglio 2019, dalla Commissione internazionale, e questo è veramente un grande salto di qualità del nostro territorio. Andiamo a scoprire un Giovanni, attimino scusa, quali prima, sono. cosa sarebbe Sì. poi, in altre parole, forse lo che la core zone, buffer zone, perché forse non conosce tanto l'inglese. In italiano come lo possiamo spiegare? Allora, la core zone deriva da cuore, quindi il cuore, il centro dell'UNESCO, adesso lo vedremo nella prossima immagine, e poi diciamo, la Commissione ha accettato di dare altri territori circostanti per similitudine la appartenenza all'UNESCO, ma in realtà il vero territorio UNESCO è la core zone, quindi cuore, ricordiamocelo. Mm-hmm. Per vedere questo territorio andiamo a vedere questa immagine, che è molto caratteristica. La vediamo presa dal monte Cesen, sopra Valdobbiadene. Voi vedete queste colline che sono parallele tra di loro, delle lunghe linee, no? Questo è l'aspetto geologico molto importante che l'UNESCO ha decretato come patrimonio dell'umanità, ovvero una lunga serie di colline parallele tra di loro, chiamate in inglese hogback, mentre in italiano le chiamiamo colline a corda, perché sembrano le corde di una chitarra, parallele appunto, e questa è una caratteristica molto rara da trovare in tutto il globo terrestre. Lo vediamo soltanto nel Colorado, New Mexico, Iran, ma noi abbiamo una particolarità rispetto a loro. Continueremo a scoprire insieme la storia di Giovanni e il suo legame con il territorio delle colline del Prosecco nella prossima puntata. Vi aspetto prossima settimana. Intanto io vi saluto da qui, dalla fine del mondo. E ricordate, come dice il nostro motto, vicini e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio dalla Corte Lucio per la musica e il montaggio e Patrizia Lucio alla regia.